Buongiorno, i precedenti giorni non vi ho parlato, vi ho fatto solo video, senza audio, lo so, però poi mi sono sempre dimenticata il pomeriggio, quindi non ho più fatto niente. Ieri poi mi sono messa a creare, chi mi segue su Facebook, sul profilo personale lo sa, e ho creato un pochino con il silicone e ho fatto dei segnalibri carini. Poi oggi è, aspettate che vi dico, martedì 31 e adesso i precedenti giorni. Ah sì, perché vi ho fatto video anche domenica mattina, è vero, non mi ricordavo già più. Qui ho le orecchiette che stanno cuocendo per Franz e voglio provare a fargli mangiare questo ragù alla bolognese del Prix. Anche oggi sarà una giornata super produttiva al lavoro e mi piace quando è così al lavoro, invece odio quando non c'è niente da fare, ma è la cosa peggiore. Invece quando c'è tanto da fare mi piace tantissimo, perché si va via meglio, si passano meglio le ore. E basta. Oh, oddio. Avevo iniziato a creare anche una sciarpa, però poi l'ho data ai gatti perché è troppo rigida. Devo decidere cosa mangiare io per colazione, non so che cosa farmi oggi. Penso di fare una tazza piccola di latte e ho bevuto acqua e limone prima e un po' di caffè. Sto finendo il caffè quello solubile del Lidl, quindi sì, ce n'è ancora un po'. Ecco, ce la sto facendo a finirlo. Buongiorno, oggi è giovedì e io ero convinta, ma convinta al 100%, anche di più, che oggi era mercoledì. Ecco. Invece oggi è già giovedì e io non lo so, ero convinta fosse mercoledì. Vabbè, meglio così, così la settimana è già quasi andata. Sono a casa, sono a riposo, sono le 8:30 quasi. E mi sono alzata presto lo stesso anche oggi perché ormai ho l'abitudine e quindi mi sveglio presto. Mi sono svegliata alle 7 e qualcosa, dai. Non alle 6 e qualcosa, ma insomma ho già fatto tutto e ho fatto il pieno della legna che non facevo da più di un mese. L'outfit di oggi è veramente molto molto semplice. I capelli li ho solo sistemati, li ho pettinati, li ho riraccolti. Devo andare a prenotare la parrucchiera, per quello vado via oggi. Visto che sono di passaggio mi fermo anche lì. E questo è il maglione indossato che vi ho fatto vedere in un video, non so se è già uscito, penso di sì, non ne sono sicura. Comunque è indossato, è così, è grande per me, ma io cioè, l'ho preso grande apposta, anche perché avevo paura che si rimpicciolisse lavandolo, e invece no, mi piace perché copre abbastanza qui e quindi niente. E dei leggings semplicissimi e basta. Sono venuta fino a Cortina per comprarmi la pellicola adesiva, avete presente quella per, c'è freddo di fuori, per plastificare? Ecco, ho comprato quella lì, costa 3,90 € al metro. Adesso vado all'Eurospin, visto che sono di strada, sono nella corsia giusta, svolto e vado all'Eurospin. E poi devo fermarmi a San Vito in farmacia e dalla parrucchiera, quindi prima dalla parrucchiera poi in farmacia. Ecco, oggi il tempo è veramente uggioso, nel senso che c'è tanta umidità, c'è odore da pioggia, però non sta piovendo. Quindi pronti, partenza via, adesso metto la cintura, accendo la macchina e parto. Ho i vetri illuridi di questa macchina.
Sì, avete visto? C'ho l'allergia perché ho mangiato troppa cioccolata nei giorni scorsi, mi è venuta di nuovo l'allergia. Infatti avevo gli occhi gonfi oggi, ma vabbè, pazienza. E ho tolto il rossetto perché ho appena bevuto un po' di caffè latte, quindi ho sporcato tutta la tazza e quindi mi sono tolta anche il rossetto. E sono tutta tagliata in fianco qui. Vabbè, le mie vitamine che mi mancano. E sono qui dai miei, come si vede benissimo dallo sfondo. Qui sarebbe perfetto per fare video, ve lo dico ogni volta, ma non faccio mai video qua perché è sempre occupata la casa e quindi non posso. Ma cosa volevo dirvi? Oggi ne approfitterò per registrare qualche video, visto che sono a casa, ho il tempo, posso farlo. E niente, Stella che stava facendo dispetti a Gastone. Sì, Gastone entra in casa ormai da un po', però non dorme qui la notte, esce. Poi durante il giorno viene dentro, esce, torna dentro, insomma, è un gatto di quelli della colonia, però viene in casa. È coccolosissimo, però non va proprio d'accordo con le due qua in casa. Allora, aggiornamento, domani pomeriggio avrò la parrucchiera alle ore 2 e quindi taglio i capelli, finalmente taglio i capelli e mi fa, non ti ho mai visto coi capelli così lunghi. Non la parrucchiera, quella che lavora lì. E in effetti sono parecchio lunghi, io non sono abituata a averli così, cioè sono abituata a rasarli, vabbè. E non li raserò, ecco, almeno credo. Poi vediamo domani cosa ne uscirà. Oh, quasi quasi sta uscendo il sole. Cioè. Ah, si è schiarito il cielo. Ah, Pinky. C'è Pinky. In teoria ci dovrebbe essere Alfa anche. È andato via. Buongiorno, oggi è? Che giorno è oggi? Venerdì, giorno dopo di ieri. E non sono a lavorare, sono a riposo anche oggi e spero che sia l'ultimo riposo perché altrimenti ci perdo in soldi, ecco. E forse ho fatto anche un riposo in più di quelli che mi spettano fino ad adesso, quindi spero fino alla fine del mese di non fare più riposi perché altrimenti ci perdo. E dunque, adesso devo portare queste scatole, che sono le scatole con tutti gli addobbi natalizi. Devo portarli su dai miei questi scatoloni perché qua mi danno solo che fastidio, non so dove metterli. Ho gli orecchini, quelli che ho creato ieri con Push-In, questo con Push-In, e di qua invece ho scritto I love cat. E il problema non li posso vendere questi perché e neanche gli altri con Simon's Cat perché ho avuto seri problemi a mettere il gancino a vite. Se ne sono rotti 3 prima di riuscire a mettere il quarto e non si è rotto, è rimasto. Cioè, un disastro. Ieri ero nervosissima a pomeriggio perché si sono rotte 3 viti, 3 gancini a vite e veramente mi sono innervosita tantissimo perché volevo venderli e non li posso più vendere perché si vede che sono, cioè ci ho fatto un castrone praticamente e un gancino a vite è diverso dall'altro e quindi veramente non so dove li avevo comprati questi ganci, ma mai più ganci del genere, pessimi in qualità, se ne sono rotti troppi, veramente anche con le creazioni in resina se ne sono rotti e non hanno la filettatura fatta bene. Un disastro, per cui adesso non so come farò per altre creazioni perché non potendo più usare questi gancini non so come farò. E vabbè, comunque, queste sono le basi che avevo preso in cooperativa a Cortina. Mi piacciono molto, solo che costano tantissimo già le basi e in più ci perdi tempo perché, cioè, uno spreco di soldi e uno spreco di tempo è venuto fuori. Ma per fortuna riesco a tenerli per me perché non sono rovinati completamente. Comunque devo pensare, devo metterci qualcosa davanti perché sennò si rovina, penso, il legno e quindi devo, non so se metterci un po' di cera o qualcosa, insomma, per proteggere un attimino. Sprite. Chiama Sprite. Oddio, amore.
Sì. Vai di. Ciao. Sono qui con i gatti e questo è il nuovo taglio. Finalmente ho tagliato i capelli e c'era bisogno estremo, E quindi questo è il risultato. E sì, sono decisamente meglio così perché ormai era ora di tagliare. Non fate caso al doppio colore, a me non interessa, a me interessava proprio tagliarli e sono contentissima. Bello, ci voleva tantissimo questa cosa. Ah, che bello, un nuovo inizio. E sì, c'è Alfa che vuole 20.000 coccole e basta. E adesso vado, cioè sono qui dai miei, vado un attimo su in casa e poi andrò fuori a casa l'altra per fare fuoco, per riaccendere il fuoco perché ne avevo già fatto un po' oggi. E basta. E Alfa ha una sonno. Madonna, che bello. Ma sì, che bello. Ah sì. Ah, che sonno. Eccomi, sono tornata a casa. Mi metto sempre a registrare in bagno perché è l'unico posto dove ho tanta luce, dove il video non viene disturbato dal buio, dal troppo buio. E quindi mi metto sempre qua in bagno a registrare. So che il mio look è piaciuto perché ho messo le foto ed è piaciuto. E a me piace perché è completamente diverso da prima. E i capelli corti decisamente mi stanno meglio. Sì, mi ha lasciato questi qua lunghi, quindi se voglio li posso lasciare giù, altrimenti li tiro su un po' spettinati e quindi sono tornata diciamo alle origini, prima che mi rasassi i capelli ce li avevo così e quindi sono tornata un pochino indietro negli anni e basta, sono contenta veramente di averlo fatto perché avevo bisogno di farlo. Basta, quindi niente, spero che questo weekly vlog vi sia piaciuto e noi ci vediamo la prossima settimana con altri video e con il weekly come sempre. Grazie, ciao!